Beh, diciamo che la gara era sicuramente un percorso durissimo, ma a me le montagne piacciono, così io una volta solo le ho fatte tutte, specialmente tutte le Dolomiti. È 10-15 anni che corro in bicicletta. Ho cominciato con le Gran Fondo, poi ho corso 3 anni professionista, poi adesso, visto che le Gran Fondo per me erano strette, ho cominciato con le ultra cycling e spero di finire la mia carriera passando l'America in bicicletta. Nostalgia per i bei tempi della scherma, del fioretto? No, la vita cambia, si va avanti, l'importante è rimanere sempre nello sport. Qual è stato il momento più duro in questi 2 giorni che hai fatto? Forse il passo Fedaia, che è molto ripido, era di notte, ma credo che la mia mente sia molto forte per fare queste cose, non mi spaventa quasi niente. L'ultra cycling dolomitica a Cison, un sogno che si realizza. È una cosa che a Cison ha portato un valore aggiunto e che spero che il prossimo anno noi siamo fiduciosi che il prossimo anno si ripeta questa bella cosa per il turismo e per la valorizzazione del territorio di Cison di Valmarino. Cison si conferma il luogo prediletto per i grandi eventi. Certo, e noi siamo orgogliosi come cisonesi, come amministrazione, che i vari organizzatori prendono come punto di riferimento Cison di Valmarino. Questo vuol dire che l'amministrazione lavora bene, che i volontari lavorano bene, dunque è una cosa orgogliosa per noi cisonesi e amministratori.